I tifosi che c'erano quest'oggi a Monza meritavano ben altro risultato, ben altra partita, ben altro atteggiamento da parte della squadra cagliaritana. Non si può pensare di affrontare con questa sufficienza una gara di questo tipo, non ci si può accontentare di stare bene in campo e poter dire che il Monza alla fine non ha fatto grandi cose, semplicemente perché non giochiamo a ridurre il valore degli altri, ma cerchiamo di affermare il nostro. Teoricamente dovrebbe essere questo il principio. Noi non giochiamo per neutralizzare o fare molto di meno all'avversario, ma dovremmo giocare per tentare di fare qualcosa di più rispetto allo stesso avversario, cosa che non abbiamo fatto, perché quest'oggi vai a vedere i numeri e per l'ennesima volta le statistiche, che sono sempre un riferimento importante per capire come stai andando, sono impietose nei confronti della squadra rossoblù. Neanche un tiro in porta, e questo la dice lunga sull'atteggiamento del Cagliari, che ha cercato di stare in campo bene per evitare di fare brutta figura, ma che non è stato in campo bene per tentare di fare bellissima figura, e cioè quella di tentare di battere una squadra che teoricamente è più forte di te. Perché dico teoricamente? Perché continuiamo, sempre secondo i dati, a non aver mai vinto con una squadra che è di grosso valore, ma è chiaro che non riusciamo a vincere se tendiamo ad affrontare queste squadre sul terreno a loro più congeniale. Stai bene in campo, d'accordo, si è messo bene tatticamente, d'accordo, ma poi alla fine la giocata singola finisce per essere determinante. Stavolta è stato semplicemente un calcio di punizione che è battuto sul palo, sulla traversa, che è rimbalzato dentro la porta e che poi è uscito. Sembra un paradosso, però alla fine la partita è stata decisa da un pallone di questo tipo, e quando alla fine è il fatto che decide e non sei tu, significa che non hai fatto tutto quello che dovevi fare per cercare di essere protagonista del tuo destino, per essere colui che costruisce un proprio disegno, un proprio cammino verso qualcosa che vuole ottenere. Ancora una volta dobbiamo parlare in questi termini, perché dopo due vittorie il Cagliari è incappato in una di quelle partite che avevamo condannato criticamente nel passato. Condannare non vuol dire assolutamente che vuole essere una bocciatura a tutti i costi, ma semplicemente una sottolineatura in rosso su quello che dovrebbe essere anche il lavoro che tu fai per migliorare costantemente nel rispetto di quelle persone che ti seguono dappertutto, come è capitato quest'oggi a Monza. Insomma, una sconfitta per 1-0 che dice ci hanno battuto solamente perché loro hanno calciato bene una punizione, ma contemporaneamente tu non hai fatto assolutamente niente per vincere, hai semplicemente tentato di non perdere.